Buongiorno amiche e amici, sono le 13 e qualche minuto e noi riprendiamo le trasmissioni in diretta qui da Antenna 3 con la nostra chiacchierata di un'ora che ci accompagnerà appunto tra le 13 e le 14, una chiacchierata che va a affrontare un tema insomma, che è molto, se ne sta discutendo molto in questi giorni, in questi periodi, per tutta una serie di logiche e come al nostro solito noi piace analizzarlo da tutti i punti di vista e senza tralasciarne nemmeno uno, e sto parlando dell'ambiente e dei rifiuti nel Veneto. Allora, ambiente e rifiuti che tra l'altro per tutta una serie di motivi è stato lanciato un allarme in alcuni aspetti, in altri siamo portati come esempio a livello nazionale, insomma ce n'è da parlare, ce n'è, vediamo con chi, con Beniamino Sartor, presidente di Confartigianato Marche Trevigiana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Poi abbiamo il presidente di Contarina, Franco Zanatta, buongiorno. Buongiorno a voi. E il sindaco di Crocetta, nonché assessore all'ambiente della provincia di Treviso, Marianella Tormena. Buongiorno, consigliere delegato. Consigliere delegato, ecco, ci partiamo bene, quindi abbiamo anche sotto pancia sbagliato, non me ne voglia e ci perdoni, dopo il limite durante la trasmissione lo cambiamo. Fatto sta che la delega ce l'ha in questa materia. Sì, sì. Allora 0422 162 6798 è il numero col quale potete chiamarci in diretta, farci delle domande, ovviamente darci il vostro parere. Allora, si diceva, in queste settimane insomma, il Veneto è stato al centro dell'attenzione sia per aspetti positivi che negativi, no? Dal punto di vista ambientale ovviamente sto parlando, negativi insomma, perché ci sono indagini della Guardia di Finanza su tutta una serie di siti proprio in provincia di Treviso sui quali sono state trovate dei materiali, delle sostanze tossiche o comunque insomma, inquinanti che non ci dovrebbero essere in quei luoghi, e ci si sta ponendo tutta una serie di domande. Dall'altro, insomma, visita di qualche giorno fa proprio negli impianti di Contarina, il vice premier Di Maio che continua come tutto il governo insomma, a citare le lodi di questa società, ma ovviamente di un territorio, perché insomma, non me ne voglia Zanatta, ma se i cittadini trevigiani non si comportassero in una certa maniera, nonostante la vostra buona volontà, non saremo posizionati. No, io continuo a dire continuamente che i risultati che noi raggiungiamo non sono merito della società di Contarina, ma di un rapporto col territorio e di una grande responsabilità che hanno i nostri cittadini. Sono loro che possono essere di esempio ad altre realtà e dovrebbero essere Allora partiamo imitati. da lì, no? Perché la sensazione è che in effetti noi veneti abbiamo una sensibilità e per le regole, ma in questo caso anche per l'ambiente molto particolare, che poi si va a esprimere proprio in dati che possono essere quelli relativi a una municipalizzata come Contarina, come insomma ce ne sono altre, però noi abbiamo questa eccellenza in provincia di Treviso e abbiamo il piacere di averla ospite qui. Sì, come dicevo, i risultati che raggiungiamo sono frutto di diverse componenti. Credo che una componente importante sia stata la scelta diciamo, politica dei nostri amministratori di intraprendere la strada nel nostro territorio della raccolta differenziata con una modalità che viene chiamata porta a porta. E questa scelta però si accompagna in un contesto dove anche i nostri cittadini sostanzialmente hanno fatto proprio questa scelta. L'esperienza che abbiamo è che in tutte le realtà dove viene avviato un sistema di questo tipo c'è un cambiamento di comportamento che all'inizio magari lascia un po' perplesse le persone. La sindrome da bidoncino, sì, all'inizio vale per tutti, no? Sì, sì, fanno fatica ad orientarsi quando esatto. si trovano a dover diciamo, dividere i rifiuti tra 4-5 bidoncini. Ma questa è una cosa veramente che dura pochi, dopo 10 giorni credo che tutti hanno ormai imparato e per il nostro territorio sia diventato adesso un motivo di orgoglio e di, come dire, non è difficile, si può fare, i risultati sono importanti. E io ricordo sempre una signora che mi diceva che all'inizio era un po' difficoltoso, era come quando si impara a ballare e quindi si fa un po' di fatica, ma una volta che si è imparato a ballare ci si diverte. La stessa cosa è la raccolta differenziata. Che poi, non so se è capitato anche a voi, ma quando capita di andare in vacanza e magari si va in luoghi in cui non c'è la differenziata, ti fa quasi strano, no? Non dover concentrarti e cioè, ti disturba, non so se vi è capitato questo aspetto. Ma dipende dai territori, insomma, perché ormai ho visto che anche sui territori
turistici cominciano sicuramente non in maniera analitica come facciamo noi, ma cominciano un po' a differenziare. Io credo che questo sia un elemento che si è acquisito nel tempo, è un elemento prima di tutto culturale e credo che sia il frutto di un lavoro di 30 anni di attività, no? Sempre a step successivi. La prima raccolta, mi ricordo, era stata quella del vetro, dopo quella della carta e avanti. Ma io sono della sinistra Piave, quindi anche là non è che abbiamo la Sarno, che più o meno è negli standard di Contarina, certo. Quindi vuol dire che tutto il territorio ha lavorato in maniera abbastanza omogenea, chi prima chi dopo, però il percorso non si fa per decreto o per legge, si fa lavorando, cominciando, magari intervenendo a suo tempo anche nelle scuole con i giovani, che quando poi vanno a casa insegnano, dicono ai genitori guarda che sbagli su sta cosa, quindi è un processo che bisogna fare e credo che è un cammino. Ma al di là di questo, credo che questo tipo di sforzo che le persone devono fare per scegliere sia anche un elemento per acquisire poi anche un'attenzione maggiore, anche in uno schema più ampio. Ma infatti dove vorrei arrivare. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo fare una domanda specifica ai suoi ospiti. Che fine fanno i residui di trattamento delle pelli delle concerie? Perché mi si dice che vengono trattati, però mi si dice anche per quanto vengono trattati rimane sempre una percentuale di veleno e di quant'altro. Vengono sparsi nei nostri campi? Così dicasi per i residui di lavorazione dei mobilifici, vernici, solventi eccetera, per non parlare dei rifiuti di 60 milioni di presenze turistiche che volenti o nolenti ricadono sulle spalle di noi veneti. Se qualcuno mi vuol dare risposta vi ringrazio. Allora, grazie a lei. Io non so sui rifiuti speciali come funziona. No, intanto sono rifiuti molto diversi, quelli citati dalla signora. I rifiuti del turismo sono rifiuti urbani e quindi hanno il sistema di trattamento delle società che raccolgono quei rifiuti. I rifiuti di concerie sono rifiuti speciali e certamente non vanno distribuiti nelle campagne, sarebbe veramente illegale. O quantomeno non devono. No. Sì, è come la questione dei vernici che citava, qui sono rifiuti tossici e nocivi che hanno i loro percorsi. È evidente che su sta faccenda, visto che tu citavi prima nel bene o nel male, credo che il controllo debba essere costante, perché purtroppo, come succede dappertutto, qualcuno è più serio, qualcuno è meno serio, però la normativa, i percorsi ci sono per garantire tutti. Si tratta ovviamente di farli rispettare. Allora, Marianella Tormena, proprio nei giorni scorsi insomma, ci sono state una serie di anche allarmi espressi da parte del Guardia di Finanza, eccetera, eccetera, una serie di autorità, le quali hanno detto attenzione perché forse il pericolo ambientale più vivo che possa esistere nei nostri territori è quello legato alle ecomafie, no? Se ne parla tanto, e quindi a stare attenti a questa serie di società che magari sono in mano alla criminalità organizzata e le quali ovviamente rispetto a una società diciamo normale hanno meno interesse e attenzione affinché l'ambiente sia preservato. Come avete accolto questo grido d'allarme? Allora io credo che occorra vederla da un punto di vista complessivo, cioè sociale, nel senso, penso che la mafia si sposti o vada a interagire con quegli ambiti dove c'è economia, cioè dove girano soldi, probabilmente lì trova così interesse. Nello specifico, dal mio modo di vedere, per quanto riguarda un po' il settore ambientale, un po' mi riallaccio al timore della signora, occorre dire che c'è una legislazione. In tanti anni i paesi della comunità europea, in particolare perché noi recepiamo quasi totalmente in questo ambito legislazioni che sono europee, che poi vengono recepite dall'Italia ed applicate dagli enti locali. In questo ambito
occorre dire che non c'è di tutto un po', cioè, i rifiuti hanno le loro specifiche classificazioni, le classificazioni hanno delle specifiche destinazioni, gli ambiti che possono accoglierli devono avere delle loro caratteristiche che richiedono molto spesso anche impegni economici da parte degli operatori notevoli. Non è che tutto sia a caso, cioè, le cose da questo punto di vista sono molto normate e le norme sono molto restrittive, quindi se il nostro territorio per certi aspetti è pulito e per tanti anni, a mio modo di vedere, ha avuto comunque una pressione industriale notevole, è anche merito di questo, cioè anche merito di una, tra virgolette, gestione buona. È ovvio che nel sistema possono esserci dei punti in cui probabilmente anche questi, quelle che voi semplicisticamente forse noi chiamiamo ecomafie, ma comunque dei sistemi borderline, possono provare a infiltrarsi, ma ci sono comunque i controlli. Non è giusto fare di un'erba un fascio. Quindi insomma, giustamente lei dice, non si tratta di lanciare allarmi che poi possano mettere veramente a disagio anche le popolazioni, però dire è ovvio che insomma, i reati possono esistere, l'importante è che ci siano i controlli, a monte che ci siano le leggi da rispettare. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Sì, buongiorno, sono Sante da Oderto. Buongiorno Sante, prego. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. La mia è chiedere una informazione al Presidente, al dottor Zanata, Prego. della Sinistra Piave. Mi trovo nel comune di Oderzo in una rio di case dove ci sono 5 case con 10 appartamenti molto anziani, dai 70 anni in su. Abbiamo 50 metri circa dalla strada comunale per portare fuori le immondizie. È un porta a porta, la Savno ci dice che essendo strada privata non è loro obbligo a raccogliere la differenziata. Il pagamento viene sempre effettuato come lo si fa. Abbiamo la strada bianca, è difficile portare quei carrelli perché appunto se fosse magari giovani, ma sono anziani, si inciampano e non ce la fanno. C'è qualche modo, qualche sistema, chiedo al dottor Zanata se gentilmente mi vorrebbe rispondere o mettere in una strada, in una via giusta dove poter arrivare per risolvere questo problema. Allora, noi la ringraziamo, io devo dare un attimo la linea alla regia, insomma è un caso molto personale, però oltretutto non riguarda il mondo di Contarina, però magari non so, io penso che l'unica soluzione sia asfaltare la strada, però vediamo. Linea alla regia e poi torniamo a parlare di ambiente e rifiuti nel Veneto. Parlare di ambienti dei rifiuti ovviamente può anche coinvolgere quelli che sono aspetti estremamente personali. Prima ha chiamato un telespettatore che ha posto il suo caso, adesso vediamo se il buon Zanata che è presente in Contarina può darci una qualche indicazione, anche se il caso appartiene a Savno, quindi attenzione a non pestare i piedi del suo collega sinistra Piave. Comunque Sante di Oderzo diceva io abito in una via privata, ci sono tanti anziani che giustamente in una strada non asfaltata di sassi fanno fatica a tirare i carrelli fino a fuori, perché non si riesce a trovare, a far sì che i camion possano entrare? Non è così semplice. Oltre al fatto che sì, appunto riguarda un'altra società e quindi faccio fatica a intervenire rispetto a un'organizzazione del servizio gestito da altri, bisognerebbe anche vedere poi la situazione particolare. Io credo che magari con una magari discussione, con un confronto anche magari con l'amministrazione, con il comune di Oderzo si possono vedere quali sono le soluzioni migliori da adottare per venire incontro alle esigenze di questa tiriamo in ballo la Scardellato e vediamo se riesce a risolvere questa cosa. È che ha tratto la salute. No, nel senso che magari ci sono esigenze dei cittadini, ci sono esigenze dell'azienda,
vedere un attimo ci sono come anche può delle essere... regole, perché poi anche lì ci sono delle regole su cui diciamo, gli operatori si devono muovere e destreggiare. Allora andiamo a qualcosa un attimo che coinvolge un maggior numero di nostri telespettatori e torniamo a parlare in un senso più ampio, no? Quindi prima si diceva, giustamente il sindaco Tormena diceva sì, sono stati sollevati, no, questi aspetti, diciamo questi allarmi, però attenzione, non siamo in un territorio che è devastato o che sta vivendo delle gravi crisi ambientali. Sicuramente possono succedere delle situazioni in cui ci sono delle emergenze. Allora, detto che ci sono degli organi preposti al controllo, vorrei chiedere a tutte e tre le componenti, per cui quella dell'amministrazione pubblica, quella della municipalizzata e quella degli imprenditori, perché il buon Sartor è presente in questa veste, che cosa si può fare di più o che cosa le rispettive componenti possono dare in più al fine di limitare questi momenti di allarme? Per quanto così mi riguarda può essere legato al mondo della pubblica amministrazione, sicuramente è semplice da dire e ci sarebbe un'attività di controllo. Sta di fatto che comunque anche un'attività, e su questo veramente Contarina credo sia per le amministrazioni locali una fonte inesauribile, vale anche la formazione, non tanto la formazione quella che si fa nella scuola dove dice il bambino devi mettere, ma proprio una formazione che fa capire alle persone, anche agli adulti, com'è il sistema della gestione in generale, quindi la fiducia nel riciclo piuttosto che la conoscenza e la non esasperazione di determinati concetti, cioè ci sono i rifiuti tossici, ci sono i rifiuti pericolosi, ci sono gli assimilabili agli urbani, per dare un quadro su cui poi le persone possano vivere tranquillamente. Chiaro che quando ci sono queste criticità su cui è giusto che intervengano gli organi preposti, i controlli possono essere la via migliore così prendendo l'attività di gestione in sé possono valere anche autorizzazioni ben fatte, quindi adempimenti a cui le ditte che gestiscono i rifiuti devono assolvere abbastanza calibrati in modo da non lasciare grossi margini di errore. Pronto? 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 Sì, buongiorno, chi parla? Sono Beppi Zambon. Buongiorno Beppi. Buongiorno. Allora, volevo parlare per i complimenti, perché per la prima volta io sono tornato un anno fa, sono nel paese della sindaca Marianella, pensando di lanciare questo posto, eccetera. E allora il primo approccio che ho avuto è stato con le squasce, no? Perché io ero abituato ad Asti che hanno grossissimi problemi con le discariche, perché veramente lotta con la provincia, tra provincia e comune, per questo problema, perché naturalmente e lo devono portare a fermo, spostare, fare chilometri, e viene incide tantissimo su quello che esce le tasse dopo. E mi sono meravigliato, perché naturalmente in principio non sapevo, perché noi non facevamo, io ero un po' che non facevo la differenziata. E naturalmente sono venuto qua, un anno fa, e ho dovuto fare i controlli, veramente mi davano, mi tornavano indietro questo e quell'altro, e dopo finalmente sono riuscito. Mi piace la puntualità, e mi piace vedere che poi non ci sono grandi accumuli e tutto quanto, quindi è una cosa veramente molto bene, che porto ad esempio, ma porta anche il mio sindaco di Asti di Ceno, che porta ad esempio, certo. Per loro è molto difficile, perché una tradizione è così molto difficile. Bene, grazie a lei. Beppi Zambon, che insomma, per chi non lo conosce, è un grande uomo di sport del tennis trevigiano, che appunto ci ha dato testimonianza di quello che dicevamo prima, cioè di come poi si nota molto la diversità nella gestione, nel paesaggio, nelle consuetudini, nel momento in cui ci sia appunto una raccolta gestita e differenziata e dove invece non c'è. Torno alla domanda che avevo fatto a tutti e tre, cioè cosa si potrebbe fare di più rispetto alle rispettive realtà, no? Per cui dal punto di vista di Contarina qui stiamo parlando più di un aspetto coercitivo o di controllo. Sì, io credo che anche un'attività di vigilanza sul territorio sia importante. Teniamo conto che i fenomeni che sono emersi
hanno anche origini molto diverse, insomma alcune fatti risalgono indietro nel tempo quando magari la normativa era un pochino diversa da questa. Da parte nostra c'è un impegno come Contarina, ci siamo dichiarati disponibili a gestire alcune discariche che si sono esaurite, quindi anche di procedere a una messa in sicurezza di questi siti e a una bonifica di queste discariche proprio per rendere migliore il nostro territorio e più sicuro. Sappiamo che ci sono altri fenomeni che stanno interessando, magari alcuni sindaci sono anche preoccupati per questo, perché ci sono, in alcuni casi c'è stato un uso di alcuni capannoni per stoccare rifiuti che non erano prodotti poi nel nostro territorio ma venivano da fuori, e col pericolo che poi a un certo punto qualcuno desse fuoco a questi. Ecco, un'attività di attenzione su questo tipo di fenomeno, credo, ma i nostri sindaci sono stati anche allertati da parte della prefettura su questo fenomeno che è recente, insomma, certo. No? E sulla quale un'attività di vigilanza e di controllo credo possa contribuire a reprimere questo tipo di fenomeni. Sì, io credo che su questo settore siano stati fatti dei passi enormi sotto l'aspetto proprio culturale e comportamentale, no? Se noi abbiamo nel territorio dei problemi, come diceva prima il Presidente Zanata, sono derivanti da epoche del passato dove non c'era ancora questa cultura ambientale, non c'era questa attenzione, dove l'usa e getta era l'elemento predominante e dove si era tutti un po' approssimativi. Quindi credo che a partire dalle condizioni degli ambienti di lavoro, a partire dalle condizioni poi della produzione del rifiuto, quando parliamo di attività produttive si parla quasi sempre di rifiuti speciali, magari quando non sono anche tossici nocivi. Quello che è l'elemento sul quale bisogna migliorare credo sia un rapporto anche tra noi e i consorzi, perché le grandi imprese hanno dei sistemi autonomi facilmente anche concretizzabili, le piccole imprese devono avere anche un supporto di raccolta diverso perché da soli non producono. Certo. E per quanto riguarda la normativa, anche qua noi purtroppo viviamo in un paese dove si va sempre con la legge del pendolo, no? Prima tutto permesso, dopo tutto vietato, però bisogna tenere conto, io mi ricordo un tempo un problema per i barbieri che avevano la classificazione della mete da barba rifiuto assimilabile all'ospedaliero, voglio dire, no? Quindi per 3 lamette, no? Capisci, tutto un problema, è passato un anno per capire cosa dovevano fare. Allora, quando si fa normativa dobbiamo anche capire che dobbiamo dare magari anche ai consorzi la capacità di agire di più sugli speciali, perché se sono piccole quantità da conferire possono essere l'elemento che favorisce un elemento virtuoso, perché poi alla fine più aumentiamo la difficoltà e più si aumenta la facilità di bypassare, no? Esatto. Più invece facilitiamo, e quindi anche qua c'è un dibattito che facciamo sempre anche con i consorzi, sì, con le società, perché ci sia un elemento di collaborazione, perché assieme possiamo sempre migliorare questa situazione. Che non penso siano le municipalizzate che poi decidono quali sono le sostanze nocive o meno. Cioè, sono norme nazionali. Anche per la raccolta, per lo stoccaggio e quant'altro. Certo che, lo sa il Presidente, noi puntiamo sempre a un elemento che aiuti anche in questa maniera, che si abbassi la tariffa fissa e si aumenti quella, diciamo, di produzione, perché questo favorisce anche il fatto che la gente sia predisposta a produrne meno di rifiuti. Certo. No? Ci interrompiamo per qualche istante. Continuiamo a parlare appunto di ambiente, rifiuti, territorio, qui in Veneto, insomma, come siamo messi. Prima è stato fatto un accenno da Zanata di Contarina di quello che può essere il lavoro di messa in sicurezza di alcuni siti, no? nei quali insomma, sono stati riscontrati che su delle cave o posti simili insomma, ci sono dei rifiuti pericolosi, perché poi è ovvio che la prima cosa a cui bisogna stare attenti è la salute delle persone, e
insomma, mi sembra, però lo accenno, se voi mettete la roba sottoterra e sapendo insomma, che tipo di terreni ci sono qui, abbiamo le falde sotto ai rifiuti pericolosi, va a finire che le sostanze nocive vanno nell'acqua, l'acqua che poi in teoria noi dovremmo bere. Quindi diciamo, il primo passaggio fondamentale è quello di andare a tamponare queste situazioni. Volevo capire da voi cioè, se e quante sono le situazioni gravi, però prima sentiamo il telefono chi c'è. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Sono Fierotto di Falgè Piave. Buongiorno, prego. Buongiorno, scusatemi se vi disturbo, no, ci ma mancherebbe. essendo che è un argomento che interessa moltissimo, prima di tutto parliamo di cultura ambientale. Sì? Noi nel nostro comune, qui a Sernaglia della Battaglia, vicino al Piave, Sì? e noi come raccolta differenziata penso siamo i primi in Italia, penso, perché poi le statistiche lo dicono anche, che noi abbiamo dei termovalorizzatori che non ha nessun impianto in Italia. Allora, vogliamo discutere anche di questo oppure lasciamo solo il ricordo? Prima di tutto c'è la cultura, indubbiamente, che io se trovo una cartina per terra la prendo su e dico ai miei figli o ai miei nipoti la devi portare lì. Questo è un discorso culturale. Certo. Ecco, ora queste cose qua le devono insegnare sicuramente. Comunque io vorrei, se di tutti gli ospiti che avete lì, ho sentito la città che ha parlato bene prima, e vorrei che mi dessi una risposta per quanto riguarda la provincia di Treviso, per quanto riguarda i rifiuti e la raccolta differenziata, che deve essere fatta, ma deve essere... A quale domanda, mi scusi, esattamente? Se ci fa la domanda precisa noi sicuramente riusciamo a darle una risposta. No, una domanda generica per quanto riguarda la raccolta differenziata e per quanto riguarda la distribuzione dei rifiuti, quelli residui del secco che rimangono. Ok, perfetto. Perché Adesso non si può trovare gente che butta le pietre dentro dei cassonetti. Benissimo, allora grazie. Sull'aspetto culturale ne avevamo già accennato all'inizio della trasmissione, siamo assolutamente tutti d'accordo come sia un aspetto fondamentale. Che fine fanno i rifiuti, il secco non riciclabile, no? Quello che sappiamo che dovrebbe essere in qualche modo smaltito? Allora, intanto va detto, se forse era una parte della domanda, che comunque la provincia di Treviso, i comuni della provincia di Treviso e i cittadini della provincia di Treviso sono stati premiati, e in particolare mi sembra che il primo della lista sia il comune di Castelcucco. E poi tutti i comuni poi a scendere, quindi significa che i nostri concittadini sono molto virtuosi e quindi c'è comunque una sensibilità, se questo può tranquillizzare lo spettatore. Dall'altra parte, l'ultima parte che rimane in fondo alla filiera del recupero in sé potrebbe andare ad incenerimento, cioè è un rifiuto tout court, è proprio un rifiuto, se non è rifiuto quello, Okay. Anzi credo che faccia parte della stessa cultura ammettere che non possiamo riciclare, o meglio con la tecnologia di oggi non è riciclabile il 100%, ci sarà sempre una frazioncina, poi starà all'intelligenza, alla bravura, all'inventiva, alla anche potenzialità di un territorio andare a migliorare, ridurre il più possibile quella frazioncina, ma ad oggi c'è. Sì, diciamo che è uno dei più grossi temi a livello internazionale sul tema dell'ecosostenibilità, cioè quello dell'economia circolare, che addirittura non è cioè è proprio un riutilizzo di tutta una serie di materiali, no? Insomma, penso che me lo confermiate. Sì, parliamo, quando diciamo di un'eccellenza, in questo momento magari Contarina è sulla bocca di tanti e ha una visibilità, però i risultati importanti dell'eccellenza sono della provincia di Treviso, quindi di tutta la provincia. Sulla parte residua non riciclabile, noi per fortuna, diciamo, come realtà, a livello provinciale, la parte residua non riciclabile è una quantità marginale. Piccolissima. E seguiamo esattamente quello che è la gerarchia dei rifiuti, che l'incenerimento e la discarica sono le soluzioni ultime
quando non si può fare diversamente. Ma se teniamo conto che per esempio tra i rifiuti, 1/3 dei rifiuti è sostanzialmente organico, vuol dire umido, ecco, credo che noi siamo tra le realtà che recuperano tutto questo. La domanda fosse dove va a finire sta roba? Sì, arrivo anche a dove va a finire, e quindi c'è una parte dei rifiuti che viene in qualche maniera selezionata e valorizzata. Certo. In media diciamo c'è un 15% di rifiuto che viene chiamato non riciclabile. Nella nostra esperienza noi quel rifiuto lì lo trattiamo comunque, nel senso che togliamo per esempio la parte di ferro che c'è dentro, perde peso e quindi umidità e quindi si riduce ancora, e poi è evidente che ci sono una parte di rifiuti che non possono essere riciclati. Certo. Attualmente, in prospettiva possono, noi abbiamo chiuso la sperimentazione e attendiamo le autorizzazioni per mettere in funzione l'impianto di pannolini e pannoloni. Questo, che è tipicamente un prodotto non riciclabile, rappresenta per noi di quella parte residua un 20-25%. È evidente che nel momento in cui riuscissimo a trattare la parte finale che va o in discarica o all'incenerimento, si riduce notevolmente, sì. Tenendo conto che una parte di questo viene lavorata, viene prodotto del combustibile che poi può essere utilizzato per esempio come nei cementifici, quindi non è, oppure nei termovalorizzatori dove si produce energia elettrica, però è marginale, diciamo. Molto marginale. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine Nord, no? Buongiorno Franco. Vedo che qui al nord o anche in Alta Italia si fa sempre dei programmi per far capire alla gente che deve fare la differenziata. Però vedo che se la gente vede la televisione si sta benissimo attenta a tutto, e a me scappano le madonne quando vedo l'Aquarius, che è un Medici Senza Frontiere, mi pare, che distribuiscono nei porti italiani tutta questa porcheria di rifiuti tossici. E allora cosa mi viene da dire? Cosa mi viene da dire? L'altra nave, perché non licenziamo questo comandante dell'Aquarius? Perché non poteva non sapere che distribuivano rifiuti a Iosa. L'altro che parte con la nave scarica qui gli extracomunitari, va a riprendersi altri extracomunitari che praticamente porta qui alla faccia del Salvini, no? E poi li versa qui di nuovo. Oggi ho visto che il Palassiardi vicino a Milano è una moltitudine di mucchi, di ruderi e di cose strane, tutte lì abbandonate. Ma più extracomunitari portiamo, è logico che più loro non fanno il differenziale, buttano lì, lasciano lì, e noi dobbiamo sia pagare sia rimettere a posto tutta questa faccenda. Allora, penso che abbiamo intuito la sua posizione anche e come la pensa un po' più anche oltre l'aspetto dei rifiuti. La ringraziamo per la telefonata. Io penso che comunque l'aspetto della formazione di nuovi cittadini italiani non possa non essere un argomento di analisi, perché se tanto vale per gli italiani da quando sono nati qui di far cultura, vale anche per chi arriva qui che magari è abituato ad altri sistemi, per cui penso tra l'altro che ci si lavori e si utilizzino idiomi che siano congrui a quelle delle nuove popolazioni. Parlo per me, ma penso che valga per tutti. La speranza è che tanto ci sia rigore nei confronti dei cittadini italiani che magari vivono qui da 20 generazioni, e lo stesso rigore dovrebbe essere applicato. Sì, stessa cosa vale anche per la nave, perché è stato... era nella stampa il fatto che questa nave ha scaricato. Io mi auguro che le autorità preposte abbiano preso i provvedimenti diciamo così necessari su sta cosa, no? Perché è evidente che il comportamento deve essere uguale per tutti, sia che sia un cittadino singolo sia chi ha autorità, altrimenti dopo se cominciamo a allentare la presa è evidente che se va in senso contrario poi no.
E ovviamente poi il senso civico, il senso di, o la sensibilità su certi temi non è una cosa che c'è l'interruttore on-off, no? Purtroppo è una cosa che è un processo. Certo che se arrivano le multe, quelle vere, forse il processo viene un po' accelerato. Sensibilizzato. Brevissima pausa. Si chiacchiera qui anche durante le pause della pubblicità e insomma si stava ovviamente continuando tutta una serie di ragionamenti su quello che deve essere, ripeto, saremo un attimo noiosi, però prima di tutto un aspetto culturale nei confronti della sensibilità per l'ambiente, perché insomma, il gesto di tutti noi nel quotidiano sicuramente ha un suo valore. Bilancia una provocazione, mi spiegate perché il tema di termovalorizzatori, inceneritori è così un tabù in questo paese e poi andiamo a vedere altri paesi che hanno una grandissima, anzi forse una sensibilità ambientale superiore alla nostra, li costruiscono vicino alle città, si parla con le sezioni ambientaliste, non ci sono casini. Perché è così? Perché sto facendo questa domanda perché tra l'altro erano dei progetti che riguardavano la componente economica del territorio, in particolare un'industria, ma mi sembra che Confartigianato fosse d'accordo su questo tema. Quello degli speciali. Un'industria proponeva. Un'industria, sì. Perché in Italia è un tabù questo? Ma io credo, in questo momento il dibattito che c'è sui termovalorizzatori io lo ritengo un po' sfasato, cioè nel senso che assume posizioni estreme il dibattito che non aiutano a fare dei salti in avanti. Allora, perché? Perché è vero che se si fa una raccolta differenziata fatta bene c'è minore ricorso alla termovalorizzazione o all'incenerimento o alla discarica. Che noi dobbiamo ridurre la fine dei rifiuti nella discarica, che la soluzione dell'incenerimento non sia magari la più economica, questo è più economica e anche dal punto di vista ambientale non è la soluzione migliore, credo che questo sia un dato di fatto. Ciò non vuol dire che però in questo momento non siamo in grado di non far uso degli inceneritori. E secondo me il problema è che se parliamo di impianti è bene parlare di tutti quegli impianti che in qualche maniera possono contribuire a entrare nel discorso dell'economia circolare, cioè a far sì che il rifiuto possa diventare una risorsa che viene reimpiegata nei processi produttivi. Io credo che in Italia manchino molti impianti di compostaggio e che la raccolta dell'umido diventerà fondamentale, ma mancano anche impianti per il riciclo di quello che viene raccolto. Il fatto che il mercato della Cina sulle plastiche si sia chiuso, come il mercato della carta abbia pone qualche problema a noi tutto il materiale e abbiamo bisogno di impianti di riciclo. Quindi non concentriamo l'attenzione esclusivamente sugli inceneritori, ma facciamo un ragionamento e ci vuole una programmazione a livello nazionale di diversi tipi di impianti. Sì, qui il concetto è che però allo stesso modo nemmeno si possono citare perché sembra che siano la peggiore delle soluzioni. Allora, telefonata e però poi volevo sentire da Sartor su questo tema degli inceneritori. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Carlo da 90 di Piave. Eccoci qua. Sono d'accordo con quello che diceva il signor Zanata adesso, però queste cose qua si possono fare solo al nord ma non al sud perché la mentalità è molto diversa. Comunque al di fuori di quello, io volevo far presente una cosa. Sto male ogni volta, io quasi tutte le mattine vado a camminare con i miei cagnolini, la pista ciclabile e vedi sempre il disastro, bottigliette, borsette e tutto quello che ti ricordo. A parte quello là, ma mi dà fastidio che quando d'estate e anche fino adesso in autunno passano con i trattori là per tagliare l'erba e macinano tutto quanto, no? Da una borsetta viene fuori tutti i coriandoli, no? Ecco che viene fuori la famosa anche microplastica, no? Io non riesco a capire perché ogni comune può impegnare che ci sono persone disoccupate che sono pagate, si prende una squadra, prima di andare a tagliare l'erba si va a raccogliere questa benedetta cosa qua. Mario forse.
Ma allora concettualmente sicuramente lei ha ragione, io penso che una gestione del genere già dobbiamo ringraziare Dio che ogni tanto l'erba venga tagliata lungo i cigli. No, ma è meglio lasciarla allora, se dobbiamo frantumare le immondizie così è meglio lasciarla l'erba. Giustamente appunto sì, io ha ragione da un lato, dall'altro le dico dal punto di vista della sicurezza stradale secondo me è meglio se l'erba, però insomma giustamente si va anche a vedere il male minore. Grazie. La sicurezza la sicurezza non è quella di tagliare l'erba, tagliano anche i cartelli, la segnaletica stradale, tagliano tutto. Grazie della telefonata. Allora. Il tema degli abbandoni è un tema delicato, nel senso che adesso sta partendo un servizio che poi è finanziato dalla Regione Veneto, che è relativo alle nuove povertà. Impieghiamo persone che non hanno un'attività lavorativa in una pulizia diciamo straordinaria di tutti i cigli stradali delle strade principali, proprio con la raccolta. Quindi la raccolta del rifiuto abbandonato è uno dei temi su cui si sta cercando di lavorare. Si lavora. Infatti volevo proprio dire questo, da sindaco beneficio di queste attività che fa Contarina, e sono importanti perché è impossibile per il cittadino, per chiunque, non buttare l'occhio quando vede il rifiuto abbandonato. E sapere che ogni tanto c'è comunque un po' di pulizia ti tranquillizza, dà un senso di comunità. Dall'altra parte, da persona che ha vissuto per un po' di anni e che vive la giornata ecologica, abbiamo imparato che ci sono dei posti particolari che sono più vocati all'abbandono. E quindi tante volte basta proprio andare a porre maggiore attenzione, una tagliola. Sì, a porre un po' di attenzione in quelle zone là, e qualche beneficio lo si riesce a portare a casa effettivamente, e comunque è una fortuna poter avere quel servizio di periodica pulizia, soprattutto sulle vie principali. Certo. Che usiamo poi c'è un gruppo di persone del consorzio che fanno i vigili ambientali e che hanno acquisito anche una competenza su questa cosa, nel senso usiamo delle fototrappole quando si verificano fenomeni frequenti di abbandono nello stesso luogo, e questo ci ha consentito anche di individuare le persone che abbandonavano. Avevano reato. Sì, perché poi è un reato. Sì. A tutti gli effetti. Sartor, allora sta cosa sugli inceneritori. In effetti la questione, allora il tema è molto semplice, no? Ci sono due elementi. Il primo è che magari noi nei tempi passati eravamo un po' più approssimativi, quindi c'è una minor fiducia della gente, no, su queste cose qua. Ma l'altro elemento dobbiamo dirlo, perché altrimenti ci giriamo attorno, gli amministratori dovrebbero anche un po' di più coraggio su queste cose, no? Perché è evidente che bisogna lavorare a monte non solo nella selezione, ma a monte anche nell'uso di materiali, negli imballaggi, nelle costruzioni, perché poi alla fine il prodotto sia completamente riciclabile. Però per quanto si lavori ci sarà sempre la necessità di qualche termovalorizzatore, no? E ora se c'è bisogna farlo, punto. Prima utilizzare quelli che ci sono, perché ci sono già degli impianti, meglio potenziare quelli piuttosto che farne altri. Però non si può, perché noi su tutte le cose strumentalizziamo, no? Sui extracomunitari non gestiamo il problema, lo strumentalizziamo. Chi è a favore e chi contro, ma non sarà mai una via di mezzo, no? Sui termovalorizzatori, se uno dice ridifferenziata, l'altro per contrappeso dice il contrario, non è lo sport, questo è lo sport che dobbiamo abbandonare. Sì, è uno sport nel quale forse è l'ultimo dove siamo rimasti estremamente competitivi a livello mondiale. Perché voglio dire, soprattutto un paese come il nostro, no, che ha anche importazione di energia, non è che sia proprio un delitto se io uso l'energia. Dopo dal punto di vista quantitativo cerchiamo anche di fare dei paragoni, ci sono delle caldaie magari di impianti pubblici che fanno più inquinamento rispetto all'inceneritore, certo. Là nessuno dice nulla, dobbiamo essere un po' più seri tutti quanti. Se invece di lavorare tutti per slogan si lavorasse invece sul dettaglio e profondità sulle cose, forse sarebbe un paese ancora migliore, perché comunque resto l'idea che siamo un grande paese. Pronto?
Buongiorno dottor Paladin, sono Giusy, a lei i suoi ospiti. Buongiorno Giusy. Cosa ne dice della trasmissione di oggi? È molto interessante, ma adesso gli dico una bella cosa. Vada. Faccio un appello. Visto che abbiamo gente ancora ignorante, ma non perché ignora, ma sono proprio ignoranti. Okay, quindi... Perché dovremmo mettere ancora dei cartelli per non buttare le carte ma per terra, come vedi nei marciapiedi dell'ospedale di Treviso migliaia e migliaia di mozziconi di sigarette. Ma come si fa? E borsette per le strade e sui fossi, non sanno che dopo ci mettono in conto anche il furgoncino con 2 operai ma che va a prendere sui fossi le borsette per le strade dappertutto. Sono a carico nostro anche quelli e non lo sanno, loro buttano via sperando di non pagare, ma non sa che paga anche il furgoncino con 2 operai il giorno dopo. Vi ringrazio. Grazie a lei. Torniamo, insomma, il tema è quello della cultura. Bisogna lavorare, penso che tutte le componenti che sono qui presenti oggi in studio dal loro punto di vista lo stanno facendo, chi è più preposto come Contarina, ma sicuramente anche chi è amministratore o chi è imprenditore. Quindi buon lavoro signori. Vi ringrazio e saluto tutti coloro che ci hanno seguito da casa e un caro abbraccio. Ciao.